Valentina Castellaneta, Vincenzo Pirlo, Annette ai microfoni, Piero Caffio alla regia, alla parte tecnica. Siamo arrivati al momento del sondaggio, ragazzi. Sì, andrete a votare sì o no? Era questa domanda. Questa è la domanda. Buongiorno Vincenzo Pirlo. Ma buongiorno a voi. Eccoci. Ci sono arrivati, non so se partire dai vocali o dalle letture dei messaggi. Iniziamo forse dal sondaggio di Instagram, che un 92% dei nostri ascoltatori ha detto che andrà a votare, l'8% ha detto no, però vedendo i sondaggi quello che conosco, quello che ha detto no e non abita a Taranto, quindi non. Perfetto. Allora ci possiamo avventurare. per forza di cose. Benissimo. Va bene, dai. Io sentirei il primo messaggio vocale, voi che dite? Vai, Ascoltiamo Piero, Raffaella. Ciao, sono Raffaella, saluto tutti gli amici di Radio Cittadella. Certo che andrò a votare, perché votare è un diritto che abbiamo conquistato, che hanno conquistato prima di noi e con tanta fatica, quindi è un diritto che va onorato e quindi lo farò. Ricordo la prima volta che sono andata a votare con i miei genitori, avevo appena compiuto 18 anni e devo dire la verità, non avevo una coscienza politica. Certo, sì. Grazie Raffa. A quell'età poi se la sarà fatta. Io anche ricordo la mia prima volta con i miei il ricordo che io delle votazioni era quando mi vestivo bene per andare con i miei a votare. Sì, perché i miei genitori, mio padre mette anche la cravatta. La cosa che ricordo io, il mio ricordo legato alla votazione, è stata la prima volta che invece sono andata a votare senza i miei genitori, perché avevo cambiato residenza, abitavo con mio marito e avevo un dolore dentro, non so perché. Sì, andare a votare con soprattutto con tenerezza. No, io mi ricordo, ma non la prima volta che ho votato, quanto la difficoltà nel piegare la scheda. mi irrita veramente. Devi rimetterla a posto nel modo corretto. Ci ho messo diverse legislazioni per imparare a piegare la scheda. Io la mia esperienza, se la posso dire, che tutto da sola, quindi io sono un ariete, per cui apro sempre le strade, soprattutto le mie. Una self-made. Esatto. Adesso leggiamo qualche messaggio, amici, dai, leggiamo. Allora, Deborah ci ha risposto sì, andrò a votare. Ricordo l'emozione forte, quasi solenne, di quando ricevetti la mia prima tessera elettorale. Appartengo a una generazione, quella degli anni 70, in cui il voto era una cosa seria, un diritto conquistato da onorare. Quest'estate parlavo con una donna, madre docente, e con orgoglio dichiarava di non aver mai votato. Mai. Mi ha colpito profondamente, non so se ho provato pena, tristezza o vergogna per lei, so solo che mi sono sentita male, perché rinunciare al voto è rinunciare a contare, a esserci, a costruire, e io quel diritto lo porterò sempre nel cuore. Deborah, che messaggio straordinario. Io ti sostengo tutta la vita, Deborah. Sì, però sottolineiamo che una docente che dichiara con orgoglio di non aver votato mai non è veramente penso che sia diseducativo. in pensione, suppongo, mi auguro. La votiamo in pensione. Leggiamo Antonio che dice. Antonio, cos'è che dice? Dov'è qua? Sì, io devo allargare però, ragazzi. Che non c'è. Sì, benissimo. Allora, Antonio dice... tu sei Antonio mio marito. Aspetta, cosa ho fatto? Ragazzi, io qua l'altro Antonio, aspetta, fai tu che io con stiamo avendo un problema. Io devo leggere le lettere esatto. dall'oculista. Allora, andrò a votare come sempre, perché il voto è un rito laico, ma sempre un rito resta. Ho votato anche per eleggere il sindaco di Milano, all'epoca fu eletto Giuliano Pisapia. Sin da piccoli ho portato i miei figli con me per dare loro l'esempio, così come hanno fatto i miei genitori, per farci capire il senso del diritto dovere. E finalmente parliamo anche di dovere, qui a questo punto. È un dovere sicuramente, ma innanzitutto si parte da un diritto. C'è gente che ci ha rimesso la vita per darci il diritto di votare, no? Esatto. E poi è un dovere proprio per questo, sia verso queste persone che hanno lottato per darci questo, e sia proprio perché noi abbiamo un potere enorme. Quella matita è un grande, noi lo sottovalutiamo, no? Perché pensiamo tanto chi se ne frega del mio voto, no? Però ognuno fa la sua parte, le cose funzionano. Esatto. Vuoi leggere tu l'altro messaggio, Vincenzo? No, non ci arrivo. Non ci arriverò mai. C'è Silvia, che questa la conosciamo, mi sa. Non andare a votare è come risparmiare e fare tanti sacrifici per un paio di scarpe che si
desiderano tanto e poi una volta comprate non indossarle mai. Bella questa analogia. Non ha molto senso, quindi sì, andrò a votare. Bene, poi continuiamo con Fabio. Direi non è mai troppo tardi per votare, direbbe Silvia. Ah, quindi è quella Silvia. Sì. Ah, la nostra Silvia. Ah, ciao Silvia, buongiorno. Allora, Flavia ci ha scritto: l'astensione sposa appieno la filosofia tarantina del "cemmano fut a me". Troppo comodo lamentarsi e basta, iniziamo a voler bene, a rispettare di più la nostra città e società. E poi Emma Stefanelli dice: andate a votare, con quanti punti esclamativi sono? Sono 5. Quanti ho lei voti? Eh sì, e dicevamo, insomma, il messaggio di Fabio, che poi alla fine non abbiamo più letto, che salutiamo: sì, andrò a votare, del resto l'ho sempre fatto, e ricordo bene anche la mia prima volta in cabina elettorale, era il 21 novembre 1993, giorno in cui i cittadini elettori scelsero il sindaco direttamente. Per me, dunque, quel giorno rappresentò una doppia, tra virgolette, prima volta, e se così si può dire. Aneddoti particolari in realtà non ne ho, a meno che non si possa considerare tale quella volta in cui votai in 6 secondi e non si trattava di un ballottaggio. E il presidente del Seggio, stupito da tanta rapidità, prendendo in prestito uno slogan pubblicitario molto in voga negli anni precedenti, scorsi, chiese: già fatto? Per fortuna che c'è Pic. Vedi? Poi c'è Aurelio, anche questo non lo conosciamo proprio, No. che dice: certo andrò a votare, assolutamente sì. Ettore che dice: buonasera, andrò a votare. Come ci sta salutando? Sto andando, scusate. Beh, Antonio, mio marito, o di È marito di chi? mio È marito. tuo marito. E che dice? Sì, che voterò, ha detto. Solitamente mi reco al seggio elettorale con mia moglie dopo esserci fatti un bagno rilassante al mare, perché poi la maratona elettorale entra nel vivo e lo stress risale. Non si va in costume come i nostri. Ecco, no, questa è un'altra bella cosa. Ragazzi, cioè, abitiamo vicino al mare, andiamo in ho costume capito, a però votare quanti adesso. vanno effettivamente prima o dopo il mare? Perché tante volte si vota d'estate e quindi si va prima di andare a mare o dopo? Interessante. Noi spesso andiamo. In realtà devo contraddire mio marito perché ci andiamo prima. Antonio, E poi tra l'altro io ho sempre ragione. Niente, Antonio. Non è giornata, non è ma giornata. lo dicevamo già da prima che oggi Vai a votare, oggi va Antonio. così. Va bene. Abbiamo un messaggio vocale prima di salutarci, Eva. Sentiamo. Andrò a votare sì o no? Sì, andrò a votare. Il senso del dovere è troppo forte che mi spinge ad andare anche questa volta. E quello che mi spinge è proprio il ricordo della prima votazione, prendere quella tessera elettorale, essere orgogliosa di essere diventata grande e di poter fare una scelta. Eva da Taranto. Ecco. Eva, grazie. Brava Eva. Beh, insomma, grazie. posso dire che mi sento rassicurata da questo sondaggio. L'importante è che votino bene. Per piacere. Anche questo non esageriamo. Assodato che andranno a votare. Già votare. Speriamo bene. Si farà presto a capirlo, appena dopo, nel senso che già dall'affluenza lo capiremo, già dai risultati primi e gli ultimi lo capiremo, quindi sicuramente almeno i nostri, se noi abbiamo una, diciamo, come dire, degli affezionati o comunque sì. i followers di Radio Cittadella hanno quel quid in più, quindi noi Ma è poi hanno chiaro, risposto tanti Ci colleghi. ci troviamo davanti a persone di I un grandi certo elettori. tipo. I Posso grandi dire elettori. che hanno risposto anche tanti colleghi giornalisti, Sì. quindi insomma Interessante, sì. è interessante questa cosa. Sì. Ok. Sì, per te no. Sì, no, dico, mi chiedevo voi giornalisti io non lo so. Non lo ne so, sono c'è questo ignorante. senso di responsabilità. C'è Tanto un al po'. voto, tanto a seggio ci dobbiamo andare comunque. Noi adesso ci salutiamo perché Buongiorno Taranto è finito. Sì, finisce qua, lunedì ritroviamo.